di euro in 3 anni. Una cura dimagrante che tocca auto blu, benefit e stipendi d'oro dei consiglieri degli enti. Francesca Ferrari. Via le auto blu, forte riduzione alle indennità per i membri del Consiglio regionale, stop ai lauti stipendi dei consiglieri d'amministrazione degli enti regionali. Una forte cura dimagrante per i costi della Regione Veneto in tempi di crisi. A proporla con un progetto di legge è il Partito Democratico. Perché siamo stanchi di tante parole, di tanti slogan vuoti e nessuno che invece l'attui concretamente. Noi facciamo una proposta concreta. Basta con le auto blu. Le eliminiamo dappertutto, la concediamo solo al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale. Scusate, ma avete fatto i conti? Quanto si viene a risparmiare con la vostra proposta? La nostra prima proposta organica si parla di taglio delle auto blu, riduzione dei costi per la politica dei consiglieri regionali e la riduzione anche degli incarichi ai dirigenti della Regione. 20 milioni di euro in 3 anni, questo è un risparmio notevole, bisogna passare dalle parole ai fatti. Un PD Veneto che non vede di buon occhio l'ipotesi di una corrente interna firmata Veltroni. Questo atto, che è un atto propositivo, io leggo così questo atto di Veltroni, di costruzione, possa essere letto male in questo momento. Crediamo che di fronte alla crisi del centrodestra, il crollo delle promesse di Berlusconi e della Lega, il Partito Democratico dovrebbe avere la capacità di presentarsi con tante idee ma con una voce unica. La crisi del vetro e i riflessi